Insieme con Gusto è un progetto che ha permesso ai giovani inseriti nei processi di recovery di sperimentare la preparazione di varie ricette e piatti della tradizione locale. Presentato il 10 maggio 2016, il progetto è stato ideato a seguito dell'esperienza positiva del laboratorio di cucina del centro diurno di Badia Polesine. Gli incontri si sono tenuti presso l'azienda agrituristica Valgrande, che è stata scelta con l'idea di valorizzare il territorio polesano e permettere da un lato l'avvicinarsi al ciclo produttivo e alle tecniche di preparazione dei piatti di una volta e dall'altro l'instaurarsi di relazioni semplici e genuine, così come accadeva nella tradizione rurale. Questo progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ULS 18, l'azienda agrituristica Valgrande e l'associazione Comete Onlus. Questa coprogettazione tra rete territoriale e Dipartimento di Salute Mentale vuole rappresentare un esempio di integrazione di ruoli, competenze e risorse. Con questo progetto si è voluto raggiungere 3 obiettivi. Primo, l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche relative al settore dell'azienda agricola, turismo e ristorazione, applicate a ricette tipiche del territorio. Secondo, il potenziamento di abilità e performance soggettive, senso di responsabilità ed autonomia personale. Terzo, il miglioramento delle competenze in contesti relativi alla sfera personale, sociale e lavorativa. Insieme con Gusto si è svolto nell'arco di 12 incontri della durata di 4 ore ciascuno, ognuno dedicato a una diversa ricetta della tradizione locale. I partecipanti sono stati guidati passo a passo da Monica, la titolare dell'azienda agrituristica Valgrande, e sono stati supportati da Miriam e Flavia, le referenti del progetto. Il pane è un alimento senza tempo. Se ne trova tracce in ogni epoca e continente e ogni cultura lo prepara secondo le caratteristiche del proprio territorio e le abitudini della propria tradizione. Nonostante venga consumato nei pasti di ogni giorno, il pane non è assolutamente un alimento banale. Quello che lo rende speciale è l'impressionante varietà di ingredienti, forme, colori, gusti, consistenze e tecniche di preparazione che ne fanno una vera e propria opera d'arte culinaria. La preparazione del pane è stata una bella esperienza. Ho apprezzato la compagnia in generale e il contatto con la natura che a me piace. Il pane mi ricorda i legami con la mia terra e è anche quello che mangio di più. Allora, oggi abbiamo fatto il pane e diciamo che è stata una bella esperienza e una bella emozione ed era per me la prima volta che lo facevo. È stata una bella esperienza anche per mettermi alla prova, per provare cose nuove. Mi sono comunque trovata bene con i proprietari. Fare il pane non è stato molto facile perché sono tutte attività che non avevo mai fatto. Una cosa che mi viene in mente con il pane è il Padre Nostro, sinceramente. Ma è stato impegnativo perché è stato il primo giorno che andavamo a Valgrande. Era la prima volta che ho fatto il pane, perché gli ingredienti è stato un po' difficoltoso amalgamare gli ingredienti. La lievitazione. L'esperienza con il pane è stata un po' difficile perché era la prima volta che lo facevo, però mi piace molto. Nel fare il pane farcito mi sono fatto aiutare da Monica nel preparare il rotolo. E non mi ricordo molto bene, ma so che ho mangiato il rotolone con soddisfazione e a casa l'ho mangiato la sera stessa. Abbiamo fatto i rotoli farcito con olive, capperi e salame e diciamo che mi sono venuti abbastanza buone. Ero meno teso rispetto al primo incontro e grazie anche all'aiuto di Monica, Miriam e Flavia.
È andata bene e il pane con le olive è venuto bene, anche a casa l'hanno trovato buono. Nel secondo incontro non mi ricordo molto, però sono quasi sicura che ho fatto la focaccia con la cipolla. Io ho fatto i rotolini con ripieno di salame, che era di produzione dell'agriturismo. Quindi diciamo che me li sono mangiati poi per strada, nel tornare qua al centro. Quando si è fatto il rotolo farcito non è che mi ricordi un granché, insomma, non è che abbia fatto chissà che cosa, comunque mi è piaciuto, cioè è venuto bene, insomma. Gli ingredienti della focaccia sono pochi e semplici: farina di grano tenero, acqua, olio o strutto, lievito e sale. L'impasto va lasciato riposare in un luogo protetto per un'oretta. Il composto può essere arricchito con ciccioli e rosmarino trito per creare la pizza onta, un pane aromatizzato, emblema polesano. La pinza alla munara deve il suo nome ai mulini. Una volta, infatti, i mugnai preparavano all'interno dei loro mulini questo impasto di acqua, strutto e farina, dal quale usciva la croccante pinza che ancora oggi viene proposta sulle tavole in molti locali tipici della zona. Nel fare la preparazione della focaccia alla cipolla è stata un po' triste, ero un po' giù di morale, però ero abbastanza presente con la preparazione fatta e non mi ha molto coinvolto a casa. E in famiglia ho parlato poco della dimestichezza nel preparare questo piatto. Allora, diciamo che ho fatto appunto la pinza alla munara e la focaccia con la cipolla. Diciamo che mi sono venute abbastanza bene e anche a casa hanno apprezzato questa cosa, insomma. Non avevo mai provato a impastare, però mentre lo facevo mi sono trovata bene. Nel terzo incontro a Valgrande ero entusiasta di iniziare l'attività, convinta che questa volta forse sarebbe andata meglio delle altre. Invece anche questa volta secondo me è andata male perché mi sono resa conto che tutte le mie attività sono incentrate sul cibo. Comunque la focaccia alla cipolla e pinza è un buon alimento per una persona che ha un buon sistema apparato digerente. Ho fatto la pinza alla munara e la focaccia alla cipolla e diciamo che è stato più semplice rispetto alle prime volte perché avevamo già testato i primi 2 giorni, quindi no, è stato divertente, insomma. Io ho fatto tutte e due, sia la focaccia che la pinza alla munara, però è venuta meglio la focaccia, mentre la pinza alla munara non è venuta un granché. Ho fatto sia la pinza alla munara che la focaccia, però mi è venuta meglio la focaccia, a parte che la pinza alla munara è una cosa tipica di Stiente, sono di uno dei paesi limitrofi della zona provincia di Rovigo. La pasta è la regina della dieta mediterranea, sinonimo di tradizione e semplicità. È apprezzata in tutto il mondo, anche se la sua fama è soprattutto legata all'eccellente qualità del nostro prodotto nazionale e alle sue origini antichissime. Nel particolare, la pasta all'uovo fatta in casa è sicuramente un caposaldo nella storia della cucina classica italiana. La versione creata con farine di grano tenero e uova deriva dalla sapienza e dall'esperienza dei nostri antenati, che lavoravano gli ingredienti con maestria per ottenere questa preparazione fondamentale della dieta mediterranea. Nel preparare la pasta in casa ho avuto il timore di rompere un uovo per preparare il tutto. Comunque ho mangiato con gusto le fettuccine al ragù con la panna da cucina e i piselli. Io ho deciso di fare le pappardelle. Sì, mi sono venute buone e sono stato abbastanza contento di quello che ho fatto. Avevo provato a fare le fettuccine.
Le ho mangiate a casa con il sugo il giorno dopo. Sì, ho fatto le tagliatelle. Erano buone, però ho iniziato a avere dei problemi a livello digestivo. Sì, la pasta fatta in casa perché la faccio anche l'ho provata a fare anche a casa. Insomma, il risultato era soddisfacente. Ho fatto le tagliatelle, avevo fatto. Allora, la pasta fresca con le uova, ho fatto solo le tagliatelle che sono state gradite a casa. Sono venute bene, sono state gradite a casa. La marmellata o confettura fatta in casa, oltre ad essere buonissima, è anche il modo migliore per conservare la freschezza e la bontà della frutta fresca per tutto l'anno. È ideale per cominciare al meglio la giornata o per preparare la merenda dei bambini. Per farla bastano pochi ingredienti ed un po' di pazienza. Sì, io ho fatto la confettura di frutta che ho sempre visto farle a casa, ma le ho solo viste fare da mia mamma. È stato interessante vedere tutti i procedimenti per realizzarla. Mi ha colpito che per farla ci è voluta solo metà zucchero del necessario, che il procedimento diceva è il doppio. Mi sarebbe piaciuto portare un vasetto ad uso proprio come degustazione. A casa amo mangiare la confettura con le fette biscottate, il latte e il miele. Ho scelto di preparare la confettura di prugne. Avevo voglia di imparare questa nuova ricetta e ho cominciato lavando la frutta per poi tagliarla a pezzi, privandola del nocciolo, per poi metterla in tegame sul fuoco aggiungendo le mele e lo zucchero. A fine cottura l'ho messa nei vasetti per la sterilizzazione. Ho fatto la confettura di frutta e ho imparato la differenza tra marmellate e confetture. Cioè che la marmellata si fa soltanto con gli agrumi, mentre la confettura si fa con gli altri frutti. Io ho fatto le verdure in salamoia. Abbiamo fatto le zucchine in salamoia e i peperoni. Le abbiamo fatte cuocere nella cucina lì e poi le abbiamo messe nei vasetti. Le verdure in salamoia non le ho assaggiate perché c'erano troppi peperoni. Con la salamoia non so perché, ma mi torna in mente il film che ha incastrato Roger Rabbit. Avevo scelto di fare le verdure in salamoia. Peperoni, carote, sedano, cipolla. Con quest'ultima ho pianto a dirotto. È passato quando ho finito di tagliarla. Ho imparato a fare la salamoia ed è stato semplice, divertente e piacevole. Gli gnocchi di patate non hanno bisogno di presentazioni. Per prepararli bastano alcuni ingredienti che non mancano mai in cucina: patate, uova e farina. Sono perfetti per tantissime ricette e possono essere conditi semplicemente con burro e salvia oppure con zucchero e cannella, come nella migliore tradizione veneta. Io sono molto ghiotto degli gnocchi di zucca e in questo incontro mi sono divertito tantissimo. In cucina ho cercato di rendermi utile tuffando gli gnocchi nell'acqua bollente, a bollore. La sera stessa io e famiglia li abbiamo divorati a cena. Allora, ho fatto gli gnocchi di patate, diciamo che amalgamare i vari ingredienti non sempre è stato facile. I pezzetti di patate non volevano infarinarsi, il sale non voleva sciogliersi, ma insisti, con burro e salvia tutto si è risolto. Gnocchi... avevo voluto provare a fare quelli di zucca. Gli gnocchi di patate restano più tonici rispetto a quelli di zucca. Nell'impasto mi sono trovata un po' in difficoltà. Non mi sono persa d'animo. Alla fine sono riuscita a prepararli, a cuocerli, a condirli con burro e salvia. Io ho fatto gnocchi di zucca. Però avevo i guanti perché avevo dei tagli nelle mani
Allora la Monica appena quando mi ha visto con i tagli mi fa no, fa perché il contatto con la farina non va bene qua e là. E allora mi ha fatto mettere i guanti e dopo ho seguito un po' la cottura dagli gnocchi. Cioè mettevo gli gnocchi dentro la pentola in cottura, sempre con i guanti. Non è che mi ricordi granché sia dei gnocchi di patate che dei gnocchi con la zucca, però li ho portati a casa come cena, li ho impacchettati e portati a casa come cena. Come tutti sanno, per preparare un'ottima pizza fatta in casa bisogna partire dall'impasto. È proprio l'impasto della pizza, oltre ai condimenti freschi, a fare la differenza. Così, per la scelta degli ingredienti, ci siamo affidati alla tradizione. Lievito madre, olio extravergine d'oliva, mozzarella di bufala, pomodoro e basilico. La pizza è stata preparata farcita con un forno professionale ed era proprio gustosa e non ha fatto bruciature. È stata insaporita al punto giusto e l'ho mangiata subito perché era talmente buona che a casa non ho portato nulla se non che il contenitore è vuoto. Sì, quella pizza diciamo che è andata meglio e sì, mi è venuta particolarmente bene e anche mia madre ha apprezzato, insomma. Sinceramente fare la pizza mi è piaciuto più di tutti gli altri incontri, perché è venuta anche fuori bene, anche se l'ho mangiata subito. La pizza è venuta bene, perché devo dire che era soffice. Ho fatto una pizza semplice, cioè l'avevo fatta con i carciofini, l'avevo fatta. L'ho mangiata poi a casa un po' io, un po' mio fratello, così. Ed era buona. Ho fatto la pizza ed è venuta molto molto bene, fatta in 2 tempi. Prima abbiamo preparato l'impasto, poi abbiamo dato una precottura con il pomodoro sopra, poi abbiamo aggiunto alla fine la mozzarella e non ho aggiunto altro come condimento, quindi una margherita. Allora, premetto che io non sono appassionata di cucina ed ero un po' titubante a frequentare questo corso. E infatti sono partita io praticamente ho fatto le ultime 3 lezioni e sono partita dalla preparazione della pizza e mi sono molto divertita e sorpresa nell'essere riuscita a farla. Trovo che preparare pietanze sia una cosa molto creativa e gratificante quando quello che realizzi viene mangiato e soprattutto gradito. La crostata è una ricetta gustosa e soprattutto semplice da realizzare, farcita con le nostre confetture fatte in casa. Viene impastata a mano con calma, come da sempre fanno le nostre nonne. Nella versione tradizionale della ricetta, la crostata viene decorata con strisce ricavate dai ritagli di pasta. Io mi sono sempre chiesto come si fa una crostata, di cui sono molto ghiotto e che sono riuscito a fare. In generale è stata una bella esperienza, ma per farla non pensavo che ci volesse così tanto burro. Preferisco mangiare la crostata immersa nel latte la mattina. Sì, la crostata è un dolce che mi piace. Diciamo che purtroppo avevo un po' di febbre e sono mancato. Comunque i ragazzi mi hanno raccontato l'incontro come è andato. Beh, diciamo bene, amalgamare velocemente tutti gli ingredienti della crostata è stato divertente ma impegnativo perché preferisco lavorare lentamente e preferisco di più l'impasto lento. Allora, per me fare la crostata alle arance è stato particolarmente difficile. In effetti tutto quello che riguarda il settore cucina risulta difficile, infatti guardo quello che fanno gli altri per orientarmi meglio. Sì, ho fatto la crostata con la confettura di fragole.
Ho avuto dei problemi a fare le strisce. No, diciamo che sono l'unico che ha scelto di fare le strisce senza i ritagli, come si dice, le seghettature. Ho fatto la crostata, però l'ho fatta credo di limone o di arancia, non gusti particolari, cioè sono rimasto sui gusti classici, però non è che sia venuta chissà che cosa, insomma, non è che sia venuto un granché. Potevo fare meglio. Ho scelto la preparazione dello strudel perché mi piace molto e ho provato a realizzarlo. La manualità è molto importante perché l'impasto deve essere lavorato in modo veloce e diversamente dalla pizza. Le dita dovevano muoversi in maniera lieve e decisa. Ho atteso con molta curiosità l'esito dello strudel. Uscito dal forno l'ho guardato e l'ho visto pallido rispetto agli altri. Invece mi hanno rassicurata che la cottura era perfetta. La pasta frolla è uno degli impasti base della pasticceria. Si compone di pochi ingredienti ma usati nelle giuste proporzioni: farina, uovo, zucchero, burro e aromi. I biscotti che ho preparato mi è sembrato di tornare indietro negli anni quando li mangiavo a casa. All'inizio pensavo di non farcela, ma con pazienza e con ancora aiuto di Monica sono riuscito comunque a finire entro il tempo, sia nelle forme che nelle aggiunte di vario tipo come cioccolata, zucchero al lecchino, zucchero al velo, e ho dato sfogo alla mia creatività. Ho fatto, tra le ricette proposte, ho scelto i biscotti di pasta frolla. E qua la farina litigava con le uova e comunque non mi sono perso d'animo, mi sono rimboccato le maniche e via. Tra formine di fiori, stelle e orsetti, felice ho finito l'impasto. Per la prima volta mi sono trovata a fare i biscotti e pensavo fossero più difficili, invece mi sono divertita. Ho usato formine diverse: orsetti, stelline, cuori, fiori. Una volta cotti li ho messi su di un vassoio. A casa li ho mangiati in famiglia. Sì, ho fatto i biscotti che ho copiato dal mio vicino di banco, che era Max quel giorno, che gli ho rubato le formine. I biscotti di pasta frolla ho fatto più o meno le stesse forme per tutti i biscotti, però di dimensioni diverse. Ho fatto anche lì i biscotti di pasta frolla e li ho, diciamo così, preparati con le varie formine di varie forme diverse. Ho finito l'impasto che avevo a disposizione e poi li abbiamo guarniti con lo zucchero a velo e impacchettati in maniera tutta ordinata, tutto messo bene, insomma, che sembrava un bel pacchetto da vedersi. Dunque, l'ultima lezione riguardava la preparazione dei biscotti di pasta frolla. Devo dire che li ho trovati più impegnativi della pizza e dello strudel, perché la pasta andava lavorata più velocemente in modo ancora più delicato. Mi è piaciuta la parte giocosa nel dare forme diverse ai biscotti, orsetti, stelline, fiori, eccetera, e decorarli con zuccherini. Però non mi è piaciuto molto fare i biscotti. La parte delle formine, non lo so, non mi è preso molto. Sarà che io non amo molto mangiare i biscotti. Il mio corso di cucina è andato tutto sommato bene, lo trovo molto creativa, non pensavo, ecco, che poi anche in questo posto dove si è tenuto, in questo agriturismo così immerso nel verde, tutte le cose genuine, è stato tutto un insieme che ha magari una cosa un po' noiosa per me, che non mi è mai interessato, insomma, cucinare,
E invece tutto l'insieme, la compagnia, la Monica, gli operatori, così, mi è piaciuto. L'ho trovato creativo, immerso nel verde, il posto. Bene, direi che è una cosa che si può rifare.